invitato a parlare Sandro Trovato. No, assolutamente no. Assolutamente no, perché a mio giudizio ti sei comportata male. Anche tu. Grazie. Ti prego di non interrompermi. Quando viene il tuo turno parli tu. Allora, quando finisce... No, scusate, ho il diritto di parlare ed essere ascoltato. Prego la signora, sa fare cacciare che si allontana. I fatti, le idee sono fatti, non sono parole. Basta con le fantonie, basta con queste stupidaggini, ci vogliono fatti in questo paese. Senti, armati e fai i fatti, se no allontanati. L'acqua, le foglie, l'acqua, le strade, il lavoro, la salute, questo ci vuole alle scegli, non il MUOS e Allora. non la rosa. Premesso, ma sappiamo solo la cosa. Non c'è più nessuno. Allora, si può parlare. Fatelo e facciamo allora, voglio premettere scanso di equivoci che nei miei 18 anni ero marxista leninista, a scanso di equivoci. E a scanso di equivoci voglio ancora dire che ancora fino ad oggi la mia struttura mentale è di sinistra, a scanso di equivoci. Sono stato invitato ai 3 giorni di campeggio antifascista e di lotta, firmato No MUOS. Voglio rispondere al dottore Strano. Dice, ma come mai ci sono di carosi da sotto che iomono e che siamo 4 atti? E come mai il 30 marzo eravamo 15.000 e il 9 di agosto eravamo 2.100? Perché era il 9 agosto. Come mai? No, perché era agosto? Perché l'avete fatta diventare una lotta politica comunista! Ma che cazzo dire? Vai a cagare! L'avete fatta diventare una lotta comunista! Io. Mi riferisco, rispondendo sempre a Strano, ora ti spiego perché, ora ti spiego perché non sono venuto al presidio, ora te lo spiego, ti spiego, ora ti dico perché non sono venuto al presidio. Rispondendo sempre al dottore Strano, vedo che lei è molto rispondendo al dottore Strano dice, ma perché si dice non ci sono degli altri comuni perché non ci sono i sindaci? E se c'è un sindaco di area, per esempio PDL, può venire qua, non può venire qua. Se c'è un sindaco di area di altra area può venire qua, no. Non sono venuto al presidio perché a Catania cioè si è andato oltre. A Catania, davanti alla prefettura di Catania, una manifestazione non MUOS, sono andato con questa bandiera non MUOS. Mi è stato detto che questa bandiera non era compatibile con quella manifestazione. Sapete perché? Perché c'è scritto Sicilia. Perché c'è la Sicilia? Allora io voglio sapere, io prima di essere di sinistra sono siciliano. Come siciliano posso venire o non posso venire? E
allora è compatibile questa bandiera o no? E allora lo stronzo che mi disse che non è compatibile e quindi mi ha impedito di venire alle vostre assemblee perché io non ero compatibile, perché sono siciliano, io stronzo io o sono io stronzo io? Volevo finire antifascista, a me non me ne fotte niente di chi è fascista, non voglio il mosso! La vuoi finire di fare così? Così tu così ti rappresenti. Io sono siciliano, tu così. Vieni per fare polemiche, perché state creando divisioni, spaccature. State un po', come si diceva una volta, un po' di sana autocritica. Sapete che è la parola autocritica? Si usava molto una volta. Voi non la fate. Autocritica. Grazie. Male che la stai facendo.